Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. La morte in piscina di Simona Cinà è un'attesa dolorosa per la famiglia. Oggi i primi accertamenti medico-legali, giovedì l'autopsia e gli esami tossicologici chiariranno le cause del decesso. Amici e parenti escludono eccessi e parlano di una ragazza in salute e piena di vita. Anni di violenze fisiche e psicologiche anche davanti ai figli, uno dei quali con disabilità. A Catania una donna ha denunciato l'ex marito ed è fuggita. L'uomo, legato al clan Pillera Puntina, è stato arrestato per maltrattamenti aggravati. A Caltanissetta ha finito l'incubo dei furti in casa con la colla, denunciati i due georgiani che fissavano le porte con gli stipiti per essere certi che negli appartamenti da svaligiare non ci fosse nessuno. Dopo il caso del giornalista trasportato in moto Ape, l'ASP di Messina chiarisce: i bandi per ambulanze a Stromboli sono andati deserti. La Croce Rossa garantirà ora un servizio temporaneo con mezzi e personale non residente, attivo dall'11 agosto al 18 settembre. Il caso dei dipendenti dell'Oda da 7 mesi senza stipendio. Si va verso una possibile svolta, ma è ancora lontana perché la soluzione trovata dall'ente, gravato da 60 milioni di debiti, è quella di mettere a bando il ramo sanitario. Catania svolta sui rifiuti per la raccolta differenziata. Arrivano i cassonetti carrellati nei condomini con più di 30 famiglie. Bel canto a Trapani, successo per una Carmen rivoluzionaria andata in scena al Teatro di Stefano. Sciacca rende omaggio a Caravaggio. Al Teatro Samonà mostra evento con 22 opere del maestro del chiaroscuro. Calcio nel Palermo, Gomez lancia la super sfida col City. Gomis potrebbe restare come primo portiere. A Catania, in attesa dell'amichevole di domenica, indetta l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. Bentrovati. Dunque oggi i primi esami sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista morta in piscina a Bagheria. Giovedì l'autopsia, da cui i familiari sperano di avere risposte. In caserma hanno incontrato i magistrati che stanno seguendo il caso. Ci racconta tutto Lorena Dolci. Speriamo di avere delle risposte all'autopsia, che sarà presto, e principalmente stiamo ad attendere questo. È un'attesa carica di dolore quella dei familiari di Simona Cinà, che nella caserma di Bagheria hanno incontrato gli inquirenti che stanno indagando sulla morte della giovane pallavolista trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea. Non dovranno attendere a lungo però, l'autopsia sarà eseguita giovedì insieme agli esami tossicologici. Oggi invece i primi accertamenti, la TAC e gli esami radiologici sul corpo della ragazza ad opera di 4 medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, nominati dal PM Raffaele Cammarano. Esami che serviranno a dissipare i tanti dubbi sulla morte espressi dalla famiglia e a spiegare cosa sia successo davvero in quella festa tra amici che si era quasi conclusa. Ci siamo divertite come matte, ricorda l'amica Francesca Evola, ci siamo fatte tante risate, abbiamo giocato a palle in acqua, abbiamo bevuto ma nessun eccesso con l'alcol. Era una serata di divertimento sano. Per Francesca Simona stava benissimo e non può essere annegata, racconta, perché la piscina era bassa, toccavamo, e poi lei era bravissima a nuotare. Una ragazza sportiva e apparentemente in perfetta salute, la ricorda anche l'ex fidanzato sentito dai carabinieri. Era una che viveva di sport, cioè non, se avesse potuto si sarebbe allenato ogni giorno per 24 ore al giorno, cioè il suo mondo era il beach. Ci mancherai tanto, scrive oggi la Gala Sport Academy, la sua società di beach volley. Siamo fatti per stare sulla sabbia e noi continueremo a farlo a qualunque costo. Proteggici da lassù. A Catania scappa dal marito violento dopo continue minacce di morte e percosse anche davanti ai figli. La polizia arresta un uomo per maltrattamenti. Giusy Lazzara. Le minacce continue di morte e le percosse anche davanti ai figli minori, schiaffi e pugni contro l'ex moglie straniera e al suo nucleo familiare, vessazioni anche su uno dei figli con disabilità
cognitiva e alla figlia che la donna aveva avuto da una precedente relazione. Per anni la moglie aveva sopportato vivendo in una casa in un clima di prevaricazione, ma ha avuto il coraggio di denunciare e scappare da Catania per tornare nel paese d'origine. L'uomo violento, che si vantava di aver fatto parte in passato del clan Pillera Puntina, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile di Catania lo hanno fermato per maltrattamenti aggravati. A nulla era valsa la separazione legale. La persecuzione era continuata con centinaia di messaggi sul telefono, nei quali l'uomo annunciava altre violenze, poi proseguite con continui pedinamenti della donna. L'ex marito era arrivato anche a minacciare con le armi i familiari che andavano a trovarla. A Caltanissetta, denunciati 2 cittadini georgiani, usavano il metodo della colla per essere certi che nell'appartamento da svaligiare non ci fosse nessuno. Per giorni sono stati l'incubo dei nisseni. Ce ne parla Rita Cinardi. Utilizzavano il metodo della colla applicata tra le porte e i montanti al fine di verificare la presenza in casa dei proprietari, nel tentativo poi di passare all'azione e mettere a segno il furto in appartamento. Per giorni la loro presenza in città ha preoccupato e non poco i cittadini nisseni, ma adesso sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile di Caltanissetta. Si tratta di 2 cinquantenni provenienti dalla Georgia che sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza installato in un palazzo e consegnato alla polizia da uno dei residenti. In quel caso il furto non si era consumato poiché i 2 cinquantenni, già noti per i loro precedenti in materia di reati contro il patrimonio, una volta notate le telecamere si erano date alla fuga. In un'altra occasione 2 georgiani erano stati identificati dai carabinieri mentre uscivano da un altro condominio e trovati in possesso di un tubetto di colla. Nei giorni scorsi tra i cittadini nisseni si era creato un certo allarme sociale, soprattutto in seguito alla diffusione sui canali social di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che erano state divulgate dagli stessi residenti al fine di mettere in guardia i loro concittadini. Le indagini però non si fermano e sono al vaglio degli investigatori altre eventuali responsabilità. Trasporto in moto ape a Stromboli, l'ASP risponde nessuna responsabilità, servizio sanitario garantito ovunque possibile. Sentiamo Francesco Triolo. Arriva la risposta dell'ASP di Messina in merito all'episodio che ha visto il giornalista Francesco Viviano trasportato in moto ape fino all'erisuperficie dell'isola di Stromboli a causa della mancanza di un'ambulanza. L'azienda sanitaria ha precisato come dal 2024 siano stati attivati bandi pubblici per garantire il servizio di trasporto sanitario extraospedaliero nelle isole minori con ambulanze speciali a dimensioni ridotte. In tutte le isole delle Eolie il servizio è attivo, compreso la frazione di Ginostra, scritto soltanto a Stromboli. Quest'anno gli avvisi pubblici sono andati deserti e neppure la Croce Rossa Italiana, che fino a dicembre 2024 assicurava il servizio, ha partecipato al bando rendendo inutilizzabile l'ambulanza precedentemente in uso. Inoltre la carenza di personale volontario sull'isola ha impedito l'attivazione dell'ambulanza di proprietà dell'ASP, problema di personale anche per garantire l'utilizzo dell'ambulanza elettrica inviata sull'isola durante l'emergenza vulcanica. Oggi, al termine di un incontro tra l'ASP e il presidente regionale della Croce Rossa, è stato stabilito che a partire dall'11 agosto e fino al 18 settembre verrà garantita la presenza sull'isola con volontari della Croce Rossa per 6 ore al giorno con l'impiego di un proprio mezzo e personale non residente. Il caso di Maglio Messina, adesso deputato nazionale ed ex assessore regionale al turismo in Sicilia. In una nota spiega la scelta di lasciare Fratelli d'Italia. Da più di un anno, si legge, la stampa alimenta unilateralmente il sospetto di condotte illecite, illegittime o eticamente discutibili a me attribuibili, nonostante l'assenza di riscontro e in direzione opposta alle valutazioni della magistratura. Ciò nonostante, dichiara, ho vissuto un costante processo di emarginazione dal partito. Messina sottolinea di aver ricevuto il 29 luglio dalla Procura di Palermo la comunicazione di non essere indagato nel procedimento penale che ha coinvolto, tra gli altri, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Arriva una soluzione per garantire stipendi e un futuro ai dipendenti dell'ODA, l'Opera Diocesana Assistenza di Catania. Da 7 mesi senza stipendio. L'ente darà in affitto il ramo sanitario, quello che è inattivo. Presto una gara. Il settore sarà dato a chi potrà fornire garanzie ai lavoratori. Una svolta sì, ma ancora lontana. Adelaide Barbagallo.
Potrebbe arrivare a breve una soluzione per i circa 300 lavoratori dell'Opera Diocesana di Assistenza di Catania, da 7 mesi senza stipendio ma in sofferenza da tempo per mensilità negli ultimi anni date col contagocce. Una situazione difficile per i lavoratori scesi più volte in strada a manifestare, ma altrettanto per l'Oda, uscita da un periodo di commissariamento gravata da circa 60 milioni di debiti e con la consapevolezza di non poter abbandonare al loro destino 1.500 assistiti. Da qui la decisione di indire un bando per l'affitto del ramo d'azienda sanitario, il più appetibile, quello che registra utili e per il quale già si sarebbero fatti avanti dei soggetti che hanno mostrato interesse. All'Oda resterebbero la formazione, il ramo socio-assistenziale, ma anche i debiti, che potrebbero essere sanati con il cospicuo patrimonio immobiliare dell'ente. Lunga e tortuosa la storia dell'Oda. Nel 2017 sembrava si stesse uscendo dal tunnel, con i lavoratori che potevano trarre un sospiro di sollievo, ma 2 anni fa la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro che riconosce un aumento salariale di circa il 16% con effetto retroattivo ha determinato un costo aggiuntivo di 6 milioni di euro. Recentemente l'assessorato regionale alla sanità ha proposto un adeguamento del 3,5% che però è assolutamente insufficiente, dice l'Oda, per coprire i costi superiori di oltre 4 volte. E poi c'è l'oltre 1 milione che l'ente assistenziale aspetta dalla regione. A giorni dell'intrigata vicenda e della svolta annunciata per assicurare stabilità a lavoratori assistiti si saprà di più. Oggi è il 36esimo anniversario dell'omicidio mafioso dell'agente di polizia Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, incinta del loro primo figlio. Il duplice delitto è avvenuto il 5 agosto dell'89 a Villa Grazia di Carini. In mattinata i parenti delle vittime hanno partecipato alla commemorazione con il questore di Palermo, Calvino, che ha deposto una corona di fiori sul lungomare. Il padre dell'agente, Vincenzo Agostino, morto l'anno scorso, si è battuto a lungo alla ricerca di giustizia e verità. Lo ricorderete con la lunga barba bianca in segno di protesta per le risposte che non arrivavano. Il sindaco di Palermo, La Galla, ancora troppe ombre. Paura lungo la Sciacca a Palermo per un vasto incendio divampato nel pomeriggio. Le fiamme alte, spinte dal forte vento, lo vedete avanzando velocemente lungo la carreggiata, hanno minacciato un rifornimento di carburante della zona, visibile anche a chilometri di distanza, la densa colonna di fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Alcamo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Disagi alla circolazione, rallentata inevitabilmente nel tratto interessato dall'incendio. E andiamo a Catania, dove arriva una svolta sui rifiuti. È stato approvato infatti il nuovo regolamento che disciplina il conferimento e la raccolta. L'assessore Pesce dice mancava dal 2012 per i condomini con più di 30 famiglie, quindi tornano i cassonetti per la differenziata. Sentiamo tutti i dettagli da Tonino De Mana. 28 consiglieri su 28 lo hanno votato. Catania si è così dotata di un regolamento comunale che mancava dal 2012. Basta ed avanza per capire l'importanza del provvedimento e le ricadute sulla città. Definiti ruoli, competenze, obblighi e diritti dei cittadini. Nasce anche l'Osservatorio Comunale dei Rifiuti. Un organo terzo di garanzia, rappresentativo di esperti, di rappresentanti di associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, che vigilerà su come avviene la raccolta dei rifiuti, su come l'assessorato, la direzione opera appunto per migliorare il servizio. Si estende il sistema di raccolta domiciliare porta a porta e tornano i carrellati, come vedete in questo condominio di Viale Mario Rapisardi. I condomini che hanno almeno 30 condomini potranno realizzare al proprio interno delle isole ecologiche. Novità per i nuovi esercenti: sarà obbligatorio avere uno spazio interno da riservare, di adeguate dimensioni, riservare per la raccolta dei rifiuti. Nel caso non sia possibile, è possibile avere un'area pubblica anche a distanza fino a 400 metri dalla propria attività. Per i vecchi esercenti cambia qualcosa. Laddove insistono più esercizi commerciali, creare delle piccole isole ecologiche per consentire a loro di conferire facilmente, a noi di raccoglierli. Sanzioni severe per chi imbratta e per chi non rispetta gli orari di raccolta. Finale in Viale Mario Rapisardi. In questo video il fossato degli anni scorsi. Queste invece le immagini di oggi con il nuovo marciapiede. L'assessore Pesce ne prende atto e ringrazia. Oggetto di tanti vostri interventi, giustamente servizi televisivi, servizi giornalistici,
anche proteste da parte dei cittadini stessi, che poi erano loro stessi che conferivano. Qui ecco, con l'isola ecologica evitiamo tutto questo e rendiamo più pulito, più decoroso questo marciapiede, quindi questa strada. Ma la battaglia per la legalità continua. Andiamo a Palermo, dove guerra ai tornelli e alle recinzioni. Il comitato Liberiamo Mondello infatti mette in campo una serie di azioni legali contro il quasi monopolio della società italo-belga. A fronte di un canone di 50.000 euro portano a casa utili per quasi 1 milione, dicono. Lorena Dolci. Una distesa di lettini e ombrelloni a pagamento, la recinzione che delimita la spiaggia e il mare che avanza ogni anno, e poi i tornelli per accedere a quella che era la spiaggia gioiello dei palermitani, oggi riservata solo a quelli disposti a pagare una trentina di euro. E l'estate della guerra ai tornelli scatenata dal deputato di controcorrente Ismaele Lavardera, che lancia il comitato Liberiamo Mondello. Liberarla da chi? Da quei soggetti che pensano che la spiaggia debba essere di privati a discapito dei cittadini che hanno necessità di rendere questa spiaggia fruibile ai siciliani. Nei giorni scorsi sono arrivati i controlli di Guardia Costiera e Finanza, ma per il comitato è solo la punta dell'iceberg. Le concessioni qui a Mondello sono tutte quante scadute, le proroghe sono state dichiarate illegittime tanto dal giudice amministrativo che dalla Corte Costituzionale, pertanto tutto quello che c'è dietro le mie spalle è abusivo. Dalla prima riunione il comitato mette in campo tutta una serie di azioni legali. La segnalazione all'antitrust, perché nei fatti l'italo-belga gestisce gran parte dell'arenile di Mondello in una situazione appunto di monopolio, e potremo fare probabilmente anche un ulteriore esposto alla Corte dei Conti, alla Procura regionale della Corte dei Conti per danno erariale, perché a fronte di un canone di poco più di 50.000 euro annui la società porta a casa utili per quasi 1 milione di euro. L'obiettivo è dare spazio ad altri operatori attraverso nuovi bandi, ma anche ridurre le concessioni a favore di spazi liberi più ampi. Una microcar che procedeva pericolosamente contromano sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo è stata bloccata dai finanzieri che, mettendosi di traverso, hanno evitato che venisse travolta da camion e auto, permettendo ai giovani di 16 anni che erano all'interno della microcar di fare manovra e rimettersi sulla giusta direzione. Sul focolaio di tubercolosi scoppiato ad Alcamo interviene l'ASP di Trapani, che sottolinea che i casi accertati sono solo 4 al momento. 12 persone però, come scrive la stessa ASP, sono state sottoposte a 2 test per individuare il batterio, sono risultate positive. Laura Spano. Nonostante le rassicurazioni dell'azienda sanitaria trapanese, che scrive che ad oggi ad Alcamo i casi accertati di tubercolosi attiva sono 4, di cui 2 adulti e 2 minori, tra cui una bambina di 11 mesi, e che tutti sono stati sottoposti a terapie e presi in carico dalle strutture competenti, in realtà nella stessa nota l'azienda scrive che nel corso dell'indagine epidemiologica sono stati individuati 24 contatti stretti e che sono stati sottoposti a screening tramite test di Mantux o Quantiferon. Di queste 5 persone sono risultate positive al test Mantux e 7 al test Quantiferon, quindi complessivamente 12 persone. In via prudenziale, seguendo il principio di massima precauzione, l'unità operativa epidemiologica e sorveglianza sanitaria delle malattie infettive dell'ASP di Trapani ha esteso la presa in carico anche ai soggetti della struttura IPAB frequentata da uno dei minori. Tra i 31 soggetti sottoposti a screening con Mantux, tra adulti e minori, 4 sono risultati positivi. 2 delle 4 persone risultate positive avevano comunicato una pregressa TBC. Per tutti è stata avviata la terapia farmacologica. L'allarme era scattato il 6 giugno scorso. Si trattava di un uomo di 28 anni che aveva trasmesso l'infezione alla moglie e ai 3 figli minori. L'unità operativa epidemiologica guidata da Gaspare Canzoneri si è messa subito in moto per mappare i contatti e arginare la diffusione del batterio e sta seguendo l'evolversi della crisi sanitaria. Ad oggi sono oltre 100 le persone oggetto di accertamenti. Musica adesso, anzi bel canto. A Trapani successo per La Carmen, l'opera di Bizet, andata in scena al Teatro Di Stefano. Sentiamo Orazio Longo.
Ossessionata dal destino che si intreccia tra uomini e superstizioni, religione e paganesimo, nell'estate trapanese va in scena la Carmen di Bizet al Teatro Giuseppe Di Stefano. Una Carmen rivoluzionaria, anarchica, in aperta sfida con la morale borghese nell'allestimento del francese Pierre-Emmanuel Rousseau, che firma una lettura dell'opera a tinte forti e fedele allo spirito autentico del personaggio. Ad interpretare Carmen Chiara Tirotta, a dirigere l'orchestra dell'ente Luglio Musicale Trapanese Manuela Ranno. Promossa anche un'esperienza culturale inclusiva per il pubblico non vedente e ipovedente attraverso percorsi tattili e guide in braille con QR code per accedere a contenuti audio dedicati. Sciacca risplende con Caravaggio, inaugurata al Teatro Samonà una mostra evento con 22 opere del pittore maestro del chiaroscuro, compresa una sua rarissima tela, un segnale forte di rinascita culturale per la città. Davide Sardo. Un viaggio tra ombre e bagliori nel segno del genio. Sciacca rende omaggio a Caravaggio. Nel rinnovato foyer del Teatro Popolare Samonà è stata inaugurata la mostra Caravaggio tra l'oscurità e la luce. In esposizione 22 capolavori cavaraggeschi, tra cui la straordinaria Incredulità di San Tommaso, una delle 2 versioni autenticate del celebre dipinto di Michelangelo Merisi, custodita in una collezione privata. Accanto alle opere ispirate al maestro lombardo, anche i lavori di Baglione, Manfredi e Gentileschi, artisti che ne hanno raccolto e reinterpretato l'eredità. Abbiamo un evento nell'evento, ossia l'inaugurazione di questa mostra di Caravaggio, importantissima, ma incastonata in questa grande struttura che è stata croce e delizia per la nostra città. Speriamo adesso di farla diventare veramente un punto di riferimento e polo culturale d'eccellenza di questa città. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 dicembre con ingresso gratuito, un'occasione per cittadini, scuole e turisti di riscoprire il fascino del barocco attraverso la potenza visiva del chiaroscuro. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Palermo, in attesa del City, dovrebbe confermare Gomis in porta. In casa Catania, indetta l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo, ma ci dice tutto Marco Carli. Il City all'orizzonte, sabato l'Anglo Palermitan Trophy, pienone al Barbera, con gli inglesi ha giocato prima di trasferirsi il rosanero Gomez. Penso che il sogno di ogni calciatore sia giocare contro questo tipo di squadre per mettere alla prova il proprio livello, sia individuale che collettivo. Siamo felici di poter affrontare una partita così. Sono stato bene al Manchester City, sarà bello rivedere alcuni volti che conosco già, è una sensazione piacevole. Sul mercato i rosanero sembrano orientati a mantenere Gomis come primo portiere, dunque si allontanerebbe Klinsmann. Lund va al Colonia, manca solo l'ufficialità. Il Catania è pronto a riprendere a breve a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali in Coppa Italia e campionato e al primo contatto casalingo con i tifosi in occasione dell'amichevole con il Valletta FC in programma domenica al Massimino con la presenza di Pellegrini allo stadio. Sul mercato la società lavora per apportare novità all'organico magari prima della partita con i maltesi, quando si terrà la presentazione della squadra dopo il lancio social delle nuove maglie. Il nome caldo è sempre quello di Aloy dalla Ternana. Da valutare la posizione di Di Gennaro ma anche di Jimenez. Con l'italo spagnolo si tratta per il rinnovo, visto il valore del giocatore, la sua capacità di ricalcare più ruoli. Se non ci sarà accordo potrebbe essere messo sul mercato, visto che la scadenza del suo contratto è del giugno del 2026. Intanto è stata indetta il 16 ottobre l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. L'offerta minima è di 4 milioni di euro sulla base della proposta formulata dal Catania. A Siracusa in arriva il difensore lituano Sapola, oltre al mediano Frosali, entrambi classe 2006 dal Pisa. A Trapani, Camporese, centrale del Milan futuro, è un obiettivo, ma bisogna vincere la concorrenza di altri. Necessario sfoltire la rosa, in uscita Ruggiero e Celiento. Ancora una pausa, torniamo tra poco. Bene, non ci sono notizie dell'ultima ora per questa edizione di TG Sicilia. È tutto, grazie per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.